C'è un crescente fabbisogno di nuovi abitanti e di lavoratori qualificati e non qualificati per consentire all'economia del Veneto di viaggiare sui valori attuali. Quindi per garantire i livelli occupazionali del 2023 servono 394.000 nuovi occupati stranieri da qui al 2040, che vuol dire un aumento di 806.000 persone straniere in Veneto, che passerebbero dalle attuali 492.000 a 1,3 milioni. I dati sono stati forniti dalla Fondazione Nord-Est ieri mattina in prefettura a Venezia, durante la firma della dichiarazione di intenti in materia di integrazione sociale e inserimento lavorativo di migranti, richiedenti protezione e stranieri vulnerabili, primo passo di un progetto voluto dal prefetto Michele Di Bari e dal presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, il primo con la necessità di trovare soluzioni per integrare le persone migranti e il secondo di reperire manodopera per le aziende del territorio che stanno pagando in maniera molto pesante la denatalità del nostro paese. L'atto prevede una serie di impegni da parte dei due enti. Confindustria Veneto in particolare sensibilizzerà le associazioni territoriali industriali sui temi dell'accoglienza, avvierà e raccoglierà tra le sue associate le buone prassi attuate per favorire l'inserimento occupazionale e sociale dei richiedenti protezione internazionale. Tutte le iniziative che saranno messe in pratica sul territorio saranno poi comunicate alla Prefettura di Venezia. Step fondamentale per reperire manodopera tra i migranti sarà la promozione tra appunto le persone immigrate dei percorsi formativi, sia per il miglioramento della conoscenza della lingua, sia per la formazione o l'aggiornamento di competenze necessarie all'inserimento nei luoghi di lavoro. La Prefettura di Venezia, dal canto suo, provvederà ad estendere alle altre prefetture del Veneto le informazioni ricevute in tema di best practice attuate dalle imprese del comparto industriale veneto che favoriscano l'inserimento occupazionale e sociale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. Il presidente di Confindustria, Enrico Carraro, ha sottolineato che questo atto è solo una firma, ora bisogna passare ai contenuti e a mettere in pratica l'accordo. Abbiamo di fronte due sfide importanti: l'emergenza immigrazione e l'oggettiva difficoltà delle imprese a reperire manodopera e competenze. Se l'obiettivo di lungo termine è quello di arrivare ad avere una gestione strutturale e regolata dei flussi, come avviene già da tempo in altri paesi europei, oggi, di fronte alla situazione complessa degli arrivi non organizzati, ci rendiamo disponibili ad attuare percorsi di formazione per favorire l'accesso a opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e di conseguenza nel contesto sociale dei migranti che hanno bisogno, interesse, volontà e diritti per stare sul territorio. Così il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 28 novembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda le nuove frontiere del lavoro. Abbiamo letto le parole di Carlo Mion, giornalista dei quotidiani del gruppo NEM. Nel suo articolo "Imprese, servono 394.000 stranieri da assumere in Veneto fino al 2040. Patto Confindustria Prefetture, corsi di formazione per qualificare immigrati da inserire in azienda". Insomma, il tema è quello della ricerca disperata di manodopera da parte delle imprese venete, una ricerca disperata appunto a causa dell'inverno demografico, il calo della natalità, l'innalzamento dell'età media, l'invecchiamento della popolazione. Insomma, ci sono sempre meno giovani in Veneto e giovani famiglie, e quindi ci sono sempre meno lavoratori e lavoratrici. Perciò la risposta di Confindustria Veneto, in estrema sintesi, è andarli a cercare in altri paesi, cercarli insomma tra le persone che decidono di immigrare, di venire a vivere in Italia, in particolare in Veneto. Ma è interessante, sulla stessa pagina dei quotidiani del gruppo NEM, l'intervento di un'altra associazione, quella dei costruttori, l'ANCE di Venezia, che dice: formarli non basta, se nessuno affitta loro casa se ne andranno all'estero, perché questo è un problema, l'emergenza abitativa nella nostra regione. Naturalmente le persone di origine straniera che arrivano in Veneto e non trovano una casa, prima o poi se ne andranno. L'Associazione dei Costruttori di Venezia è stata la prima a fare dei corsi
per l'inserimento appunto delle persone di origine straniera, però senza abitazione è difficile un vero inserimento. I quotidiani del gruppo NEM pubblicano anche una tabella con dei dati, quelli di Fondazione Nord-Est, un'elaborazione su dati Istat. Sono le previsioni per quanto riguarda ad esempio l'uscita degli anziani dal lavoro, che non è compensata dai giovani. Le persone in uscita da oggi al 2040 saranno 1.300.000, le persone in entrata solo 700.000, quindi con un saldo negativo di quasi 600.000 persone lavoratori e lavoratrici che vengono a mancare al sistema veneto. Occupati e popolazione in calo naturale, vediamo la popolazione, le persone in età di lavoro che appunto calano di 600.000 unità tra oggi e il 2040. Gli occupati, questa è una previsione, calano di quasi 450.000 unità e invece la popolazione generale si prevede in diminuzione di 370.000 persone, quindi cali importanti. E quindi la conclusione di questo studio della Fondazione Nord-Est è che servono più immigrati stranieri necessari, proprio questo, così viene chiamato il dato. Da oggi al 2040 393.000 persone, stranieri totali quindi 806.000, percentuale sulla popolazione il 14,9% in media tra oggi e il 2040, ma nel 2040 saranno, secondo questa previsione, il 25%, con flussi annui di 60.000 persone, una crescita esponenziale rispetto ad oggi. Questo per quanto riguarda le questioni del lavoro, della mancanza di manodopera denunciata dalle associazioni imprenditoriali venete e quindi le questioni anche della migrazione. Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Si parla del territorio fragile, un Veneto vittima del cambiamento climatico. Da gennaio ci sono state 24 grandinate e trombe d'aria. La nostra è la seconda regione per consumo di suolo, 11,88%, in un contesto nazionale in cui oltre 6,8 milioni di italiani vivono in aree a rischio alluvione. Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nel report di Legambiente, in cui si parla di 128 eventi estremi registrati in Veneto negli ultimi 14 anni, dei quali 24 soltanto nell'anno in corso. Piogge, grandinate intense, trombe d'aria, mareggiate lungo la costa. La media recita 2 al mese, sempre di più. I dati sono forniti appunto da Legambiente, sono indice di un clima che cambia. Veneto quindi vittima del cambiamento climatico, ma anche come regione e come sistema produttivo attore di questo cambiamento climatico, la seconda regione per consumo di suolo, quasi il 12%, e ancora non si fermano le cementificazioni nel nostro territorio, che lo rendono chiaramente più fragile. Ci sono degli interessi economici naturalmente in questo ambito. Interviene anche il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, che parla delle casse di espansione del Piave. Dice un no molto chiaro: non bisogna dimenticare la siccità, quindi non è quella la strada. Invece il progetto di idrovia tra Padova e Venezia deve essere attualizzato, necessario trattenere l'acqua quando è abbondante e sfruttare le falde. Questo per quanto riguarda il cambiamento climatico nella nostra regione. Ma proseguiamo con la rassegna stampa. Ci spostiamo sul Gazzettino di oggi. L'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, Padova, la curia accelera, già sabato l'addio a Giulia. Questo il titolo dell'articolo pubblicato appunto dal Gazzettino. Lo sforzo delle istituzioni per celebrare la cerimonia all'indomani dell'autopsia. Per i funerali previste migliaia di persone, sopralluogo alla Basilica di Santa Giustina. Il vescovo intanto si rivolge ai giovani: il nostro pensiero non può allontanarsi da Giulia, ma è pure presente quello per Filippo. Queste le parole appunto del vescovo, come riportate dal Gazzettino. Voltiamo ancora pagina
la politica regionale. Torniamo sui quotidiani del gruppo NEM. Si parla anzitutto del congresso di Fratelli d'Italia in Veneto, e qui ci sono i primi scricchiolii o comunque i primi imbarazzi. Vicenza, il candidato ex nazi che imbarazza la Meloni. Appunto nel capoluogo berico, a Vicenza, l'europarlamentare Sergio Berlato lancia Puschiavo. Sarebbe lui appunto il candidato ex nazi. Scoppia la rivolta interna, secondo alcuni è impresentabile. A Padova nel frattempo l'escluso Ascerto attacca frontalmente il candidato Soranzo. Insomma, litigi e sfide con qualche colpo basso anche all'interno di Fratelli d'Italia nella stagione dei congressi in Veneto, sfide quindi di potere. Domenica si vota anche a Verona, Rovigo e Belluno. La sfida è accesa, scrive Enrico Ferro nel suo articolo per i quotidiani del gruppo NEM. E poi sempre nel centrodestra altre manovre in casa Lega, europee. Salvini vuole Zaia in pista con tanto di nome nel simbolo. Qui il retroscena è di Filippo Tosatto, il segretario federale in pressing sul presidente, che è però recalcitrante. Servirebbe per recuperare consensi alla Lega rispetto a Fratelli d'Italia. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo ci avviamo alla conclusione della rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia che arriva dal Bellunese. La troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto. Si parla delle infrastrutture e in particolare di tutti i progetti legati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Olimpiadi che hanno perso la pista da bob, si sono svuotate per quanto riguarda il territorio del Veneto. Ancora non si sa come andrà a finire, come saranno organizzate, cosa verrà realizzato, ma insomma oggi leggiamo sul Corriere del Veneto in un articolo di Ugo Cennamo che a Cortina la variante si sblocca. Intanto la grande area pedonale prima delle Olimpiadi 2026, via libera al primo lotto. L'opera nel complesso vale oltre 500 milioni di euro. Allora vediamo gli altri interventi. I maxi cantieri per le nuove strade nel maxi dossier olimpico. Ci sono la variante di Longarone, 395 milioni con copertura finanziaria totale, e quella di Cortina 563 milioni, ne mancano 259. Sono opere essenziali per il territorio, scrive il Corriere del Veneto. È tutto maxi cantieri, maxi dossier, maxi costi anche. Gli immobili in centro storico in 3 diversi lotti sono già state finanziate le riqualificazioni di immobili residenziali dell'ex panificio della Piazza del Mercato, in totale 15 milioni di euro di investimenti del governo, quindi naturalmente anche in questo caso soldi pubblici. Poi i parcheggi e le stazioni, interventi sono previsti alla stazione di Longarone, in quella di Belluno e quella di Feltre, queste ultime con la realizzazione di parcheggi scambiatori. A Ponte nelle Alpi si farà il PRG. Insomma, qualcosa delle opere legate a Milano Cortina 2026 si sta sbloccando, si starebbe sbloccando. Vedremo, naturalmente continueremo a monitorare questa vicenda. Per oggi nel frattempo è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.